Ancora luci soffuse al Teatro Alighieri di Ravenna per la 43esima edizione del premio Guidarello al giornalismo d'autore, che è prevista tra meno di un'ora. Tutto è pronto, stanno per arrivare gli ospiti per questo premio che è diventato ormai un punto di riferimento del giornalismo italiano e straniero. Premio Guidarello per la sezione Società Guido Olimpio. Immagino che sia una bella soddisfazione venire a Ravenna, una città che fra l'altro è stata candidata anche capitale europea della cultura 2019 e questo ormai è diventato un punto di riferimento per il giornalismo italiano. Certamente, ovviamente è un onore, soprattutto perché è legata a questa città che significa tantissimo per la storia, per la cultura, e poi al tempo stesso così è un riconoscimento al lavoro dei giornalisti. Io dico sempre: il nostro lavoro sì è un lavoro, è sì una professione, ma anche qualcosa di più, no? È uno sforzo continuo nel cercare notizie, informazioni e poi spiegarle agli altri. E quindi io penso che il premio Guidarello sia importante perché dà un segnale forte in un momento in cui poi l'editoria e i giornali sono in crisi. Per lei immagino sia anche una missione e anche un rischio, visto le tematiche che segue relative alla sicurezza. Sì, il rischio sì, ma questo voglio dire, secondo me oggi nel giornalismo il rischio è un po' ovunque, no? Cioè, sia se ti occupi di fatti di cronaca in una città media, piccola, o anche se ti occupi di temi internazionali come il terrorismo internazionale. Quello che mi spinge è la curiosità, soprattutto la curiosità, la voglia di sapere. Molto spesso sono, come dire, non penso neanche tanto all'articolo che devo scrivere, quanto alla cosa che mi piace scoprire o decifrare o così scovare. Lei ha scritto, ed è anche una motivazione del premio di oggi, di un personaggio che allora non era noto, Osama Bin Laden, in un momento abbastanza sereno e tranquillo. Poi è successo quello che è successo. Le chiedo, senza parlare tanto di quel tema, ma di oggi, che rischi abbiamo? Che cosa si sta muovendo all'orizzonte? Ma io penso che i rischi siano come quelli del passato, forse oggi sono un po' più gravi perché è una minaccia meno definita, meno decifrabile, e così si parla del terrorista fai da te, ma questo è il vero pericolo. In passato era forse più facile, non dico identificare, ma capire quella che era la minaccia. Oggi abbiamo visto in episodi che sono accaduti, ad esempio in Canada, dove delle persone che sono, sì, estremisti, ma non terroristi a tempo pieno, eppure dalla mattina alla sera lo diventano. E quindi come intercettare queste persone, come scoprirle? È complicato. È complicato per i giornalisti e immagino che sia ancora più difficile per chi deve indagare. Quali sono i paesi più a rischio in questo momento? Anche l'Italia è in questa lista? In linea di principio tutti i paesi occidentali sono a rischio, però io ritengo che per ora il movimento che noi conosciamo come ISIS abbia molta più attenzione alla realtà locale, alla realtà regionale. Certo, il pericolo qual è? Mi riallaccio alla domanda che mi ha fatto prima. Il pericolo è che ci siano delle persone che, pur non facendo parte di questo movimento, però si ispirino alle azioni di questo movimento e traggano insegnamenti, spinte, ideologia e anche così magari delle volte semplicemente delle idee poi da mettere in pratica. Faccio un esempio pratico purtroppo che abbiamo visto, è quello che non ho armi, non ho bombe, non ho pistole, prendo la mia auto e investo delle persone. Questa è una forma che è stata usata in passato ma che oggi sta diventando di attualità un po' in tutte le parti del mondo e questo è molto pericoloso. Televisione che si è un po' persa però dal punto di vista qualitativo, no? Non necessariamente, si è persa perché certamente prevale e si vede molto di più quella di poca qualità. Poi invece girando tra i canali della nostra televisione ci anche ad orari improponibili magari. Anche ad orari improponibili qualche volta, però ci sono ancora delle cose che vale la pena di vedere e degli sforzi per raccontare la realtà. E i premi per i giornalisti sono sempre pochi, immagino sia soddisfatto. Beh, sono molto contenta ogni volta che una persona prende un premio perché qualcun altro ha pensato che quello che tu hai fatto nella tua vita, nella tua storia, nella tua professione è meritevole di interesse e di riconoscimento, quindi il sentimento è di gratitudine verso coloro che hanno pensato a questo riconoscimento. Ha avuto modo di vedere Ravenna? Sì, assolutamente. Come le è sembrato? Magnifica. Senatore Zavoli, il premio Guidarello le arriva meritatamente, ma se pensiamo al passato, il Guidarello ha fatto storia con lei? Beh sì, sono stati anni bellissimi quando il premio nasceva e quindi bisognava accudirlo, eccetera. Poi dopo il premio si è quotato in borsa
è diventato importante. Io l'ho lasciato in mani sicure e persino, come posso dire, molto più, in un certo senso, legate al tempo del premio. Ecco. Io avevo un po' esaurito l'entusiasmo che prende sempre quando si è agli inizi di qualcosa. E quindi è stato rilanciato con una grande forza, creando una suggestione anche molto vivace, eccetera. E sono felice di essere tornato e di averlo ritrovato in buonissima salute. Oserei dire una salute superiore dal punto di vista della sicurezza e della capacità di durare rispetto a quanto potessimo garantire noi con i mezzi di allora. E quindi può essere un orgoglio per Ravenna avere tenuto in vita questa cosa che è sempre un po' difficile, tenere in vita nelle città di provincia che non hanno grandi mezzi e che non trovano sempre grandi riscontro nell'opinione pubblica. Fa eccezione Ravenna. Ravenna è una città molto ben educata. E la sua città poi. È anche la mia città, ma questo prescinde totalmente quello che volevo dire dall'essere io ravennate. Voglio dire che i miei concittadini sono persone di grande qualità, anche intellettuale. Anche le persone che non esercitano l'intellettualità come professione, diciamo, ma che si limitano ad essere cittadini attenti alle cose che accadono nella città, provandone motivi di soddisfazione e persino di orgoglio. Ecco, Ravenna io credo che sia esemplare da questo punto di vista. L'ho trovata con lo stesso entusiasmo, rafforzato dalla sicurezza che il premio ormai è in mani stabili e che promette... Il suo allievo, Bruno Vespa? Beh, allievo non si può dire. Di Vespa è difficile essere allievi miei se si parla di Vespa. La ringrazio comunque. Vespa è uno straordinario professionista che tutti conosciamo, non abbiamo bisogno di spendere parole. Presidente Ottolenghi, stavo guardando proprio il suo discorso, oggi richiama, oltre alla qualità degli ospiti e ancora una volta legalità e serietà dello Stato, con il premio al Guidarello d'Onore e alla Generale dei Carabinieri, richiama anche i 10 comandamenti. Come mai? Perché il Guidarello si è sempre occupato di cultura e di valori e perché è sembrato che in questo momento, constatando una situazione di crescente difficoltà sia all'interno della nostra società per il perdurare della crisi, sia nel mondo intorno a noi, nei paesi del Medio Oriente e anche in tanti altri paesi più lontani, forse in questi momenti un richiamo ai valori fondanti della nostra convivenza è utile, perché nei momenti di maggiore difficoltà è la capacità di ricordare e condividere i valori attorno ai quali costruiamo il nostro vivere insieme, che ci aiuta a trovare le soluzioni, che ci aiuta ad affrontare le difficoltà e che ci permette anche di dialogare. Chi ha conoscenza delle sue radici culturali e sa dare importanza ai propri valori non cade in genere nella trappola dell'estremismo. E poi legalità, Guidarello d'Onore è importantissimo. Assolutamente, è un grande onore avere il Comandante Generale dei Carabinieri tra noi questa sera e continuiamo in un filone che abbiamo cominciato nel 2010 premiando ogni anno personalità che rappresentano nelle sue varie declinazioni la legalità, quindi abbiamo premiato la legalità nel Ministro della Giustizia, la legalità in chi si occupa di giustizia costituzionale, di giustizia contabile, di antitrust, ma insomma ognuno di questi passaggi ci ha permesso di sottolineare l'importanza della legalità per l'impresa e per la società. Senza legalità crolla il sistema anche dell'attività dell'impresa. L'impresa si basa sulla tranquillità che il frutto del proprio lavoro non sia espropriato ingiustamente. 2015 sarà organizzato da Confindustria Romagna il Guidarello? Speriamo di sì, già stasera vedrete il logo di Confindustria Romagna nella edizione. Premio Guidarello 2014 è per il giornalismo d'autore sezione Romagna, cultura Enrico Gatta, società Giampiero Corelli e Silvia Manzani, audiovisivi Rita Sirelli e Fabio Venturi. Guidarello d'autore al turismo, sezione società Donatella Bianchi e naturalmente il Guidarello d'Onore a Leonardo Gallitelli, comandante generale dell'Arma dei Carabinieri. Senta, quando divento Presidente del Consiglio mi invita alla presentazione del suo libro? Se lei se lo merita, penso di sì. A parte le battute, come stanno questi politici italiani?
Ma mi pare bene, è un periodo di grande effervescenza, di mutamenti forti, repentini, radicali. Per uno che fa il mio mestiere È divertente. divertente, sì, divertente, cioè, poi però voglio dire, siccome io sono anche un cittadino, mi interessa anche che le cose poi vadano bene, insomma. Ho letto che ha incoronato Matteo Salvini come leader del centrodestra. No, non l'ho incoronato io, l'ha incoronato Berlusconi, poi un minuto dopo se ne è pentito e ha cominciato a dire no, per la verità un conto è essere il goleador, un conto è essere il capitano, ma insomma, no, Salvini è sicuramente un uomo di valore mediatico, ma insomma da qui a fare tutto il leader centrodestra ce ne corre, insomma. Quelli della Lega forse più moderato Flavio Tosi. Sono due personalità molto molto diverse, sicuramente Tosi è su posizioni più tradizionali, più caute, però i voti li acchiappa più Salvini, quindi è una decisione che prenderanno loro.